comincerei in maniera molto convenzionale, nel senso che ci sono molti motivi per capire la grandezza di questo film. Innanzitutto c'è una grandezza linguistica, divorzio all'italiana. L'influenza di questo film è stata tale per cui ha cambiato un po' anche la grammatica. Noi non diciamo commedia italiana, diciamo commedia all'italiana, no? E questo all'italiana noi lo sappiamo che significa. Significa, insomma, facciamo una cosa all'italiana, nel senso che cioè, ce la facciamo a farla, ma non è proprio il modo giusto di farla questa cosa qui, no? C'è qualcosa che ha a che fare sia con un certo tipo di astuzia, di arte dell'arrangiarsi, di piccola grande creatività, ma c'è anche il senso di qualcosa per cui è come se, proprio siccome non siamo proprio così adatti alla vita, al mondo, alle leggi, allora dobbiamo trovare un po' qualcosa, un sotterfugio, qualcosa che ci consenta di sopravviverci e in qualche maniera di riuscire a portare a casa qualcosa che in altri modi forse ci toccherebbe, però siccome viviamo in questo paese dobbiamo fare le cose all'italiana. Qual è la ragione di questo titolo? Innanzitutto è una ragione storica. Tutto il film si basa in realtà su una ingiustizia legale spaventosa. Il codice penale che vigeva fino agli anni 60, in realtà poi vi farò una domanda per capire fino a quando questo codice è stato in vigore, era stato istituito il famoso codice Rocco, che era il principale legislatore durante il fascismo. Io ho sempre pensato che Rocco fosse fondamentalmente un giurista, però se avete letto M, per esempio, di Scurati, vi rendete conto che non è stato semplicemente un giurista, è stato un collaboratore, diciamo, della prima ora di Mussolini, anche dal punto di vista strategico e politico. Questo articolo del 587 prevedeva, era relativo al cosiddetto reato omicidio d'onore. Che cosa prevedeva? Che se tu per caso uccidi qualcuno che è coniugato con te sulla base del fatto che il tuo coniuge ha leso il tuo onore e ti ha tradito, avresti potuto contare su uno sconto di pena straordinario. Invece di 20 anni potevi beccartene da 3 a 7. Si conta che all'epoca in cui il film è stato fatto, le persone che potevano godere di questo sconto di pena erano più di 1000 l'anno. Siamo nello stesso contesto legislativo che autorizzava il matrimonio riparatore, cioè si poteva stuprare una donna e poi ottenere, diciamo così, l'abbattimento della pena se si era disposti a sposarla. In questo contesto lavora questo film, no? Oggi ci appare di un'arretratezza incredibile, però pensate che queste norme sono state abolite definitivamente, parlo soprattutto del reato d'onore, del codice relativo all'omicidio d'onore, è stato abrogato definitivamente solo all'inizio degli anni '80. L'altra ragione fondamentale, convenzionale, per la quale potrei dire che si tratta di un film molto importante, è un film che ha vinto un premio Oscar alla sceneggiatura. All'epoca in cui questo film vinse il premio alla sceneggiatura, i film non di lingua inglese che avevano vinto questo premio, oggi le regole sono un po' più complicate, anche un po' più larghe, erano fondamentalmente due. Credo che l'altro fosse Un uomo e una donna, di Claude Lelouch, un film europeo. Quindi è probabilmente il primo film italiano ad aver vinto un Oscar alla scrittura, alla sceneggiatura, e pensate che negli anni 70 la fama di questo film, del copione di questo film, dello script di questo film era tale che un regista come Mike Nichols, il regista del Laureato, faceva degli studi approfonditi insieme ad altri colleghi per smontarlo. Questa è un'altra caratteristica, diciamo, prima di inoltrarci.
Germi è stato per certi versi il regista più, tra virgolette, all'americana, nel senso che è stato quello che da una parte aveva una cultura più profonda di alcuni generi fondamentali del cinema americano, soprattutto il western e il noir, ma soprattutto a un certo punto ha messo a punto un tipo di commedia che ha avuto l'onore di essere amata profondamente dal più grande regista di commedie americane, Billy Wilder. Quando Billy Wilder viene in America, tutti gli vogliono presentare Antonioni, Fellini, e lui dice: scusate, ma dov'è Pietro Germi? Che i suoi film mi piacciono così tanto. Io ho avuto l'onore anche di essere molto amico di Luciano Vincenzoni, che è uno sceneggiatore di Treviso, che è stato molto amico di Germi, e che ha scritto anche un film con Billy Wilder, e che a un certo punto è riuscito a combinare una cena tra Billy Wilder e Germi. Vincenzoni diceva che Billy Wilder gli faceva le feste intorno, gli ballava, eccetera, e Germi col suo sigaro rispondeva così e così. Quando Germi se n'è andato, Billy Wilder si è rivolto a Vincenzoni e ha detto: quite boring. Questa è una delle cose fondamentali che ho capito che facendo questo mestiere, non bisogna mai confondere le persone con i film che fanno. Germi era un regista che aveva un'attenzione spasmodica nei confronti dell'attenzione dello spettatore. La leggenda vuole che spesso andava nelle sale, per esempio, no? Soprattutto nella seconda parte, la parte comica, anche questo è veramente particolare. Germi è stato un regista molto drammatico e a un certo punto è diventato il regista più comico, no? Io ho intervistato a lungo Monicelli, che è stato suo amico, diceva: nessuno pensava che Germi avesse dell'ironia, ma proprio non ce lo immaginavamo. Quando hanno visto questo film hanno capito in realtà che c'è un movimento molto complesso all'interno, non so se stasera riusciremo ad andare così in profondità, per cui quella parte drammatica poi per un eccesso si trasforma in comico. E questo riguarda questo film di questa sera. Questo film doveva essere un film molto drammatico. Era stato concepito come un film drammatico. Perché? Perché il film è la storia di un uomo che a un certo punto fa di tutto perché la moglie lo tradisca, per poterla uccidere e per poter godere di quello sconto di pena, il che gli consente di amare un'altra persona di cui è innamorato. All'inizio doveva essere una storia molto drammatica, doveva essere quasi un thriller, un noir. A un certo punto però, insieme ai due sceneggiatori che gli stavano vicino, De Concini e Giannetti, con i quali aveva già scritto Un maledetto imbroglio, che per certi versi anticipa alcune cose di Divorzio Italiani, si sono resi conto che spostando la tragedia, il dramma, più in là di se stessa, diventava una commedia. E qui c'è il primo punto che mi piacerebbe, una piccola idea che vi portaste a casa, no? Che cos'è la commedia all'italiana? No? Martin Scorsese ha detto: la commedia all'italiana ci ha fatto capire che dramma e tragedia sono due facce della stessa medaglia. Nei film della commedia all'italiana si muore qui, si muore nella Grande Guerra, ovvero c'è qualcosa che nel nostro DNA che ha a che fare con la promiscuità tra il massimo di divertimento e il massimo di orrore della vita, che noi siamo riusciti a mettere insieme in un'alchimia sconosciuta, che prima non era nota. Questo tipo di alchimia è stato per certi versi per la prima volta messo a punto con questo film. Un altro esempio che vi faccio. Per scrivere questo libro, siccome Germi era il mio regista preferito, raccontavo prima, no? Un piccolo frammento autobiografico, era il mio regista preferito, quindi a un certo punto, quando io facevo il critico, come dire, la patente da critico te la dava il fatto di aver fatto un libro per la serie Castoro Cinema, non so se le avete conosciuti, erano quei libricini quadrati con la copertina bianca e nera, e diciamo, insomma,
se eri un critico, no, allora dovevi fare uno di questi libri. Quindi si andava dal curatore, che era Fernando Di Giammatteo, che era un famoso critico cinematografico che si era formato nel dopoguerra, tra l'altro più o meno negli anni in cui Germi diventava importante e famoso, e uno gli faceva una serie di proposte. Con delle letterine, con la macchina per scrivere, cioè cose che adesso sembrano appunto fatte in un pianeta lontano e sconosciuto. Io la prima proposta che gli feci fu: a me piacerebbe moltissimo fare una monografia su Pietro Germi. E lui mi disse: Pietro Germi, un regista socialdemocratico? No, non se ne parla proprio. Era il 1985, non il 1955, guerra fredda, era il 1985. Stacco, 10-15 anni dopo, sì, più o meno, 12, eccetera, mi chiama Paolo Mereghetti, che inizia una collana di cinema per Baldini e Castori. Mi dice: guarda, ho letto il tuo Castori. Io poi appunto iniziai da Germi e finii a David Lean, no? Il regista del Dottor Zivago, come per dire, insomma, veramente c'è tutto il firmamento. Dice: sai, ho letto il tuo Castoro, l'ho trovato piuttosto interessante, perché non mi fai una proposta per un libro? Dice: guarda, gli ho detto: Paolo, a me il mio regista preferito è Pietro Germi. Ah, Pietro Germi, un regista socialdemocratico? Ma sì, facciamolo. Cioè, per la stessa motivazione, no? 12 anni dopo, no? Cioè, il termine socialdemocratico era stato completamente sdoganato, no? Chiaramente, no? E quindi diventava in qualche maniera... In realtà tutta la vita di Germi è stata una vita per cui lui si è sempre trincerato contro l'idea che tutto il cinema fosse di sinistra, e lui in qualche maniera, anche perché aveva una timidezza cronica, spasmodica, e quindi l'idea di entrare in conflitto, in antagonismo con una comunità che la pensava diversamente, secondo me era una forma di corazza, diciamo, no? Per questa ragione. Questo film qui in realtà è un film che non è né socialdemocratico né il suo contrario, è un film che all'epoca ebbe un impatto critico straordinario, nel senso che la forza della commedia è stata quella poi di far ridere le stesse persone che si proiettavano naturalmente in quel film con una profondità di se stesse, in una maniera in cui nessun dramma, nessun film drammatico era mai riuscito. La forza liberatrice del costume di un film del genere è stato straordinario. In realtà io credo che il film dica qualcosa di più complesso, su cui probabilmente cercherò di portarvi. Un'altra ragione fondamentale per cui credo che questo film sia in qualche maniera un film che rientri nella definizione del capolavoro è che, come spesso accade nei capolavori, il cinema è usato a 360 gradi. Una caratteristica che riconoscevano e che attribuivano tutti a Germi era per l'appunto la sua capacità di avere una conoscenza approfondita in tutti i campi della tecnica cinematografica. Il cinema ha una tecnica non particolarmente complessa, ma molto composita. Come sapete, un film si deve scrivere 3 volte. Si scrive prima in una sceneggiatura, poi con la luce, con la fotografia e poi col montaggio. Bisogna avere le idee chiare anche su cosa significa allestire una scena, su cosa significa costruire un costume, anche un certo tipo di acconciatura a un certo punto può diventare decisivo all'interno di un'inquadratura. Germi era ritenuto uno che avesse una profonda professionalità, un grande talento, una grande competenza in tutti questi campi. Fellini lo chiamava il grande falegname. Questo è un tipo di conoscenza che si è persa. Germi ha avuto il torto di morire molto prima di quando sarebbe iniziata tutta una stagione di grande rivalutazione degli autori della commedia, quindi a metà degli anni 70, i Risi, i Comencini, e poi subito dopo anche gli Scola, naturalmente i Pietrangeli, i Monicelli, naturalmente. E quindi a un certo punto questo regista, che è stato particolarmente famoso subito dopo la guerra, è stato tra i primi a fare un film subito dopo la fine della guerra, appunto nel 1945, questo regista che aveva inaugurato per certi versi e messo a punto la commedia all'italiana, fu completamente dimenticato.
Quando io iniziai a scrivere questo libro, a un certo punto io comprai un famoso dizionario repertorio di Time Out, molto snob. C'era un solo film di Germi ed era Alfredo Alfredo, che è l'unico film in cui c'è una star hollywoodiana, e cioè Dustin Hoffman. Il mio libro, ma certamente non per merito suo, ha in qualche maniera incontrato un'area del tempo per cui è iniziata una specie di revival, di grande rivalutazione di Germi. Cinecittà ha stampato nuove copie. Io all'epoca lavoravo in un reparto di restauro dove c'era, per un'azienda che aveva i diritti di Un maledetto imbroglio, feci restaurare io Un maledetto imbroglio. Pensate che all'epoca Un maledetto imbroglio l'ho portato in giro un po' dappertutto, a Mosca, a Los Angeles, a New York, in Italia un po' dappertutto. Ho calcolato che forse ho visto Un maledetto imbroglio più io che Pietro Gelmi, nel senso che poi lo portavo sempre in giro e inevitabilmente ne vedevo almeno una parte. Adesso su Time Out, dopo questo periodo, ci sono 7 film di Gelmi. E vi assicuro che è una conquista non banalissima. Per quale ragione si è persa la nozione, diciamo, di grandezza di questo maestro? Ci sono tantissimi motivi. Io credo che sia un destino che non sia toccato solo a Germi, credo che una cosa del genere sia toccata anche a De Sica. A me è capitato di fare delle proiezioni nelle scuole insieme a Tornatore, il quale alla fine di ogni proiezione di qualche classico di suo film dice: chi di voi ha visto un film di De Sica? Si alzano 4 o 5 mani. Poi lui dice: non Christian, e si abbassano. Però oggi siamo qui, voi siete una platea compatta e numerosa e quindi possiamo dire che qualcosa è successo, ecco, nei confronti di Germi. Cercherò di entrare un pochino nel vivo del tessuto, perché innanzitutto la cosa che caratterizza questo film è una forma di euforia del linguaggio cinematografico, una capacità fortissima di costruire qualcosa che ha a che vedere col ritmo, ma anche col modo in cui il cinema in genere riesce a catturare l'attenzione dello spettatore. Innanzitutto la fotografia. Pensate che a un certo punto, sulla base anche della fortuna di questo libro, il New York Film Festival fece una retrospettiva su Pietro Gelmi. Quindi mi chiese un saggio, che era un po' una sintesi del mio libro, e a un certo punto Martin Scorsese fece un'introduzione a tutto questo. E nell'introduzione che cosa scrisse? Divorzio all'italiana e Sedotta abbandonata hanno forse le più belle fotografie della storia del cinema. Quando mi arrivò dico: forse sono sbagliato, cioè questa è una cosa così forte. In realtà la novità qual è? Tradizionalmente le commedie non hanno contrasti luminosi. Se voi prendete la grande commedia degli anni 30 e 40 americana, soprattutto della Metro-Goldwyn-Mayer, c'è una generale radiosità, c'è un bianco soffuso, per non parlare delle commedie italiane degli anni 30 con i telefoni bianchi. Germi cosa fa? Usa una sorta di contrasto drammatico per qualcosa che è fondamentalmente comico, e già qui fa una rivoluzione formale straordinaria. Giustamente Paolo Virzì, che è una delle persone che ho intervistato, altro grande ammiratore di Germi, di cui per esempio ha copiato un po' l'uso della voce fuori campo, che caratterizza, che è una delle novità di questo film. Lui parla di espressionismo comico, cioè la forza con la quale i contrasti bianco e nero in questo film rendono drammatiche delle situazioni che sono fondamentalmente comiche e che esplodono poi nel grottesco. Che cos'è il grottesco? Il grottesco è qualcosa che per un eccesso di tratto, per un'estenuazione, diciamo, di una situazione, ci porta in quel luogo un po' sconosciuto, in cui siamo un po' in bilico, come dire, tra la sorpresa, l'ironia, il raccapriccio, no? E l'imbarazzo. Cioè, capite cosa voglio dire? Il lavoro che ha fatto Gelmi sul cinema ha in qualche maniera aperto la palette del comico, ha in qualche maniera
aumentato, esteso la gamma di possibili frequenze, forme e tratti caratteristici in cui tradizionalmente la commedia si è espressa. Come inizia il film? E questo è forse la cosa più, diciamo, che io ritengo per certi versi più interessante, no? Lo storytelling. C'è una voce fuori campo che descrive la situazione in cui si trova il protagonista, Marcello Mastroianni. Tra parentesi, Mastroianni è sul set, iniziano a lavorare. Germi aveva, siccome era un tipo un po' particolare, molti tic. A un certo punto Mastroianni comincia a rifarglieli. Vede che Germi lo guarda e quindi un po' si scusa. Germi dice: continua a farlo. Il tic che c'ha Mastroianni è copiato dal corpo di Germi, no? Non so se qualcuno di voi probabilmente ha già visto il film e quindi sa di cosa parlo, no? L'altra faccia della medaglia. Germi non lavorò più con Mastroianni. Perché? Perché questo film era diventato il film di Mastroianni. E se c'è una cosa che i registi detestano è che in qualche maniera gli attori diventino così famosi da scavalcare la natura autoriale e creativa di chi li ha inventati per questo modo. Mastroianni ritorna. Pensate anche a questa struttura veramente molto particolare, per certi versi sperimentale. Tutto il film Divorzio all'italiana è un mostruoso flashback. Lui ritorna dopo aver scontato 2 anni e 3 anni, adesso non ricordo, grazie al appunto reato di cui, al codice di Rocco di cui vi parlavo, e mentre sta sul treno e guarda queste lande desolate siciliane, Germi amava profondamente la Sicilia, c'era già stata alla fine degli anni 40 con Il nome della legge, ma come inquadra lui la Sicilia sembra il Caucaso, sembra una terra esotica, lontana, sembra qualcosa che appartiene al Neolitico, una terra, cioè non neanche il Medioevo, sembra abitata da tribù, diciamo, di beduini, cioè di gente che sta in un altro posto completamente, no? Ha sempre amato questa cosa e anche questo è molto interessante. Lui va lì per castigare una società così arretrata, ma allo stesso tempo è sconvolto dalla bellezza del mondo, dalla bellezza della natura e dalla natura singolare in cui queste persone abitano quel mondo, naturalmente, no? Perché Mastroianni è una persona profondamente innamorata. Cioè, quello che lui ci vuole dire è che non riesce a vivere se non pensa alla sua vita insieme alla giovane Stefania Sandrelli. Capite, no? In che maniera la commedia, in qualche modo, appunto, ha sempre una doppia faccia. Tutta la prima parte, che è un prodigio di tecnica per montaggio, perché vediamo a un certo punto questa grande carrellata. Ve ne leggo semplicemente alcune parti per capire, perché nel mio libro l'ho trascritte. C'è uno zoom sulla popolazione di Agramonte, dove lui vive. Agramonte, 18.000 abitanti, 4.300 analfabeti, 1.700 disoccupati tra fissi e fluttuanti. E noi vediamo una raffica paradossale di facciate di chiese. 24 chiese, tra le quali si annoverano alcuni notevoli esemplari barocchi del tardo 600. E vediamo una panoramica sul palazzo di Cefalù. Questo è Palazzo Cefalù e questo è lo stemma dei miei avi. L'unica cosa quasi è che mio padre non si fosse ancora venduto. C'è un ritmo, un precipizio ritmico con il quale attraverso il montaggio, attraverso dei movimenti di macchina, lo spettatore viene subito in qualche maniera scaraventato all'interno di questa storia. Ma la cosa fenomenale qual è? Che tutto questo poi, questo modo un po', in qualche maniera è come se Germi attraverso gli occhi di Mastroianni ci facesse vedere una società ridicola. Però tutto questo finisce con lui che inquadra Stefania Sandrelli e dice: io amavo Angela, e si chiude tutta la sequenza. E lo fa, tra l'altro, in una maniera tipica del teatro. C'è presente la parte quando gli attori si avvicinano alla fine del proscenio e parlano direttamente al pubblico e gli altri attori fanno finta di non sentire. È come se ci fosse un momento in cui
l'attore e il pubblico hanno un rapporto privilegiato, è come se uscisse fuori dalla storia, no? Io amavo Angela, lo dice a noi, gli altri personaggi non sentono. Questa caratteristica, diciamo così, di usare diciamo, la voce fuori campo, la narrazione diretta per iniziare la storia, è un modello, una forma tipica di un genere che non è la commedia, ma è il noir. Non so se avete mai visto quei film in bianco e nero in cui c'è spesso, e anche quelli sono tutti costruiti per l'appunto a ritroso, c'è qualcuno che dice tutto iniziò con conobbi quella ragazza, non sapevo come sarebbe andata a finire, magari la polizia assedia fuori, eccetera, e ripercorre a ritroso tutta la propria storia. Anche questo è interessante. La commedia in genere ha una struttura lineare. È difficile che noi troviamo all'interno della struttura della commedia qualche interpolazione, qualche montaggio parallelo, qualcosa che in qualche maniera crei delle discontinuità all'interno, no? Qui Germi adotta da una parte uno stile fotografico che è tipico del dramma e dall'altra adotta invece una modalità di racconto che è tipica del poliziesco, cioè prende la commedia e la ridisegna completamente. Ciò che viene fatto è di costruire qualcosa in cui siamo continuamente sballottati tra l'idea di qualcosa di assolutamente divertente e qualcosa di totalmente assurdo. Un'altra caratteristica, perché naturalmente quando si parla di cinema, come dicevano gli studiosi francesi degli anni 60, il cinema è un linguaggio polifonico. Che vuol dire? Che dentro l'inquadratura ci trovo sempre delle materie espressive che sono straordinariamente eterogenee. Pensate solo a quello che succede per il suono, no? Nel suono io posso avere la musica, posso avere i rumori, posso avere i dialoghi, no? Per certi versi la materia meno visibile, che è quella del suono, è anche quella che ha dentro di sé dei contenuti espressivi più ricchi e variegati. Il suono è molto importante nel cinema, nel senso che mentre l'inquadratura tradizionalmente non può che registrare il mondo che ha davanti, i suoni possono venire anche da parti della scena che non sono inquadrate. Il suono, per esempio, è fondamentale per dare profondità alla scena stessa. Se voi prendete un film e gli levate il suono, a parte l'intellegibilità, scoprite che la scena si appiattisce anche nello spazio, fondamentalmente, no? Germi è molto abile anche in questo, nel senso che il suo musicista preferito, che era Rustichelli, crea anche qui un commento musicale che è sempre al limite tra l'imitazione del classico e il grottesco. C'è una marcia funebre che tutti pensano che sia stata composta da qualche autore classico, che invece è nata con questo film e che per certi versi è poi diventata essa stessa un classico. La cosa che però credo che sia forse ancora più importante di quello che vi ho detto è che la forza di questo film sta innanzitutto nella sua plasticità tecnica, ovvero il modo in cui Germi usa la macchina da presa è innanzitutto ha una gamma anche qui espressiva straordinaria, nel senso che l'uso dello zoom, l'uso della panoramica, cioè che il movimento della macchina intorno al proprio asse, il carrello, cioè che lo spostamento dell'obiettivo nello spazio allora era quasi sempre su un supporto di binari, eccetera, sono spesso combinati tra di loro. E la cosa interessante qual è? Che il film inizia in qualche maniera in prima persona. Cioè chi racconta, cioè se fosse un libro, io credo che la trascrizione più giusta sarebbe quella dell'io. Io amavo Angela, per l'appunto, no? Che succede? Quando noi abbiamo di fronte un libro di questo tipo, è inevitabile che avvertiamo, dato che è una finzione, dato che chi scrive poi raramente poi scrive, a meno che non si tratti di un diario, diciamo così, o di una cronaca, si tratta di un'opera di finzione. Chi sta raccontando sta mescolando le proprie sensazioni con quelle del personaggio. Il modo che la letteratura occidentale ha messo a punto
per fare questo è il famoso indiretto libero. Gianni in quel momento sentì una profonda nostalgia di quell'amica che improvvisamente aveva scorso in una stazione. Il narratore cosa fa? Si finge di avere il potere necessario per penetrare dentro la coscienza di un personaggio per restituire al lettore anche le più minute, le più infime, le più nascoste sensazioni della sua coscienza, no? Una cosa del genere accade naturalmente esattamente qui, perché che succede? Ciò che noi vediamo non coincide necessariamente con ciò che vede il personaggio, ma la voce è per l'appunto una voce soggettiva. Cioè, quello che voglio dire è questo: per tutto il film noi siamo all'interno di questa coscienza, della coscienza di questo protagonista, e questo protagonista ha fondamentalmente due sensazioni: da una parte il trasporto, il palpito sentimentale, la disperazione, dall'altra invece il disgusto, il raccapriccio, l'ipocrisia. Vive con una donna sposata che detesta, no? E noi siamo continuamente sballottati tra le estremità di queste due sensazioni, e il modo in cui Gelmi riesce a darci continuamente la sismografia di queste due cose è un'operazione tipicamente cinematografica, cioè è il modo in cui la forma di uno sguardo disegna quasi sempre un corpo. La forza del film, di questo film, è proprio questa. C'è una caratteristica del modo in cui Gelmi usa la macchina che fa sì che in qualche maniera il nostro sguardo aderisca sempre a una forma di soggettività le cui sensazioni hanno un'intensità particolare. Ed è per questo che per certi versi, diciamo, questo film è allo stesso tempo molto divertente, ma allo stesso tempo anche molto drammatico. Un'altra caratteristica fondamentale è naturalmente l'uso del linguaggio. Gelmi scrisse questo film insieme a Alfredo Giannetti e Ennio De Concini. Erano le due persone con le quali aveva scritto già il film precedente, Un maledetto imbroglio. Un maledetto imbroglio è un film tratto da uno dei più noti capolavori della letteratura italiana, cioè Quel pasticciaccio brutto di Via Merulana di Gadda. Perché faccio questo salto all'indietro? Perché secondo me è abbastanza importante per capire la qualità del lavoro sul linguaggio che è stato fatto su Divorzi all'italiana. La caratteristica di Gadda, come sanno coloro che studiano la letteratura, è il plurilinguismo. Cioè Gadda è un grandissimo romanziere perché mette insieme tanti tipi di linguaggi diversi: il dialetto, il linguaggio scientifico, il linguaggio retorico, il linguaggio della politica, il linguaggio tecnico. Era un ingegnere, no? La mia idea, anche se questo ha fatto un po' inorridire qualcuno, è che paradossalmente la scoperta e la lettura di Gadda abbia dato i suoi frutti maggiori paradossalmente proprio in Divorzi all'italiana, dove c'è un plurilinguismo straordinario, perché anche qui abbiamo il linguaggio del dialetto, il linguaggio un po', diciamo, della retorica culturale, provinciale, del modo in cui alcuni personaggi parlano della pittura, della cultura, eccetera. Il linguaggio della retorica del penalista, ci sono dei momenti di processo, appunto, quelli che coinvolgono Mastroianni, che sono tipici della retorica del penalista di grido, cioè quella retorica un po', diciamo, un po' patetica, un po' chiassosa, molto strappalacrime, diciamo così, fatta apposta per creare delle emozioni. Questo tipo di mix, questo tipo di plurilinguismo dà a Divorzi all'italiana un carattere molto particolare, perché è un film che ha una ricchezza linguistica per certi versi unica. In generale la commedia all'italiana ha sempre vissuto di forme di plurilinguismo, di dialetti plurimi, no? Pensate al modo in cui, non so, in film come I Soliti Ignoti oppure La Grande Guerra, diverse lingue regionali, dialettali venivano mixate insieme. Quello che fa però Gelmi è un discorso un po' diverso, un po' più raffinato.
Tenete presente per esempio che Ennio De Concini era un critico letterario, lavorava alla Fiera Letteraria, tra l'altro era stato lui che aveva messo in contatto Gadda con Germi, era lui che gli aveva fatto conoscere il pasticciaccio. Tra l'altro l'incontro di Gadda e Germi, consentitemi un aneddoto che è veramente divertente, è stato veramente singolare. Cioè da una parte c'è uno dei più grandi letterati dell'Italia, diciamo, moderna e contemporanea, dall'altra un regista che all'epoca era stato uno dei più importanti del neorealismo ed era uno dei nomi, insieme a Visconti, insieme a Fellini, insieme a Rossellini, a De Santis. Germi, per fare il gentile, chiama Gadda e gli dice: guardi, mi farebbe molto piacere farle vedere un mio film, visto che è mia intenzione per l'appunto ricavare un film dal suo libro. E gli prenota una saletta a Via Veneto, allora c'era la Cinerizz lì. Gadda è terrorizzato da questa cosa, è così terrorizzato che chiama Pietro Citati, un notissimo critico letterario, lo suo amico, e gli dice: se non ritorno entro le 19 chiami la polizia perché temo che Germi mi voglia uccidere. Allora è molto interessante perché questi due che non si sono assolutamente capiti, erano personalità completamente diverse, anche se poi avevano un senso un po' tradizionale, un po' anche patriottico, un senso un po' di essere all'antica. Germi civettava anche col fatto di portare sempre i pantaloni col risvolto, come si faceva una volta, e per certi versi il mondo di Gadda un po' somiglia a questa cosa. Tuttavia, insieme hanno, senza mai conoscerci, attraverso il cinema, hanno dato vita a uno dei gialli più riconosciuti tra i più belli della storia del cinema italiano. Variety scrisse allora il miglior thriller mai fatto in Italia. E se voi vedete il film, non so se conoscete il libro di Gadda, però c'è molto più Gadda di quanto uno si sospetti dal fatto che si tratti poi di un film che somiglia moltissimo ai noir che Germi amava tantissimo. Germi andava molto spesso al cinema. Io ho intervistato Cosetta Greco, che è stata un'attrice importante, e che mi disse: sì, Germi, però che noia, sempre al cinema, cioè si lamentava del fatto che la portava in continuazione al cinema. Però anche questo è interessante, nel senso che per certi versi, mentre tradizionalmente i grandi registi italiani come Fellini, come Ferreri, hanno sempre un po' detto di sé che preferivano non andare al cinema per non farsi influenzare dagli altri. Germi amava moltissimo John Ford, amava tantissimo il noir, amava anche i film di Fellini, e nel film In Divorzio all'italiana c'è un omaggio a Fellini straordinario. Tutto accade una sera in cui danno La dolce vita nel paese, ad Agramonte, e quindi tutta la gente fa ressa per entrare nel cinema. È la sera stessa in cui la moglie ha probabilmente programmato una fuga per andare via. Mi fermo qui perché adesso vedo nei vostri occhi il terrore dello spoiler. Però la cosa interessante è che tutti, anche perché è molto raro che credo che sia l'unica volta che Germi rende omaggio a un suo collega in un suo film, non ricordo altri, no? E ci sono delle persone che dicono: andiamo a vedere La dolce vita, tutti parlano di orge degne di Tiberio, cioè si parlava del film come di un film che fosse straordinariamente sensuale, straordinariamente trasgressivo. Tutta questa operazione, tutto questo mostruoso flashback in cui vediamo l'operazione di Mastroianni, che è come una specie di Buster Keaton, tenta in tutti i modi di far incontrare la moglie con qualcuno con cui possa avere una relazione, fino appunto di riuscirci per l'appunto. Poi, alla fine di tutto questo, non vi posso svelare la fine, ma un pochino la potete, no? La cosa interessante qual è? Che tutto il film è visto con gli occhi di Mastroianni, tranne l'ultima inquadratura. È come se tutto il film fosse scritto più o meno in prima persona, ma poi alla fine scopriamo che non è così, che c'è un narratore che ha dall'interno del personaggio raccontato tutto e alla fine ci mostra qualcosa che il protagonista non può vedere.
Cosa voglio dire? Che dentro questa commedia, dentro questa grande capacità di intrattenimento, questa grande capacità di messa in scena, Germi aveva una caratteristica molto particolare, cioè girava delle scene molto complicate dove c'erano tanti movimenti di macchina, dove il montaggio poi a un certo punto aveva degli stacchi vertiginosi. Qualcuno sostiene che usasse lo skip frame, che è una tecnica per cui, questo me l'ha detto Tornatore, è una tecnica che usava anche Orson Welles, a volte per dare un impulso particolare a una scena si tagliavano 2 o 3 fotogrammi all'interno, ci sono quasi dei piccoli saltini impercettibili che l'occhio non coglie, che però danno un ritmo particolare. Una volta Germi entrò in una sala dove si faceva un suo film e vide a un certo punto a metà uno spettatore che si alzava. Siccome erano famosi anche i suoi scatti di collera, lo seguì, andò dietro, disse: scusi, ma dove sta andando? E lui disse: sto andando a bagno. Ma lui non poteva sopportare l'idea che qualcuno, vedendo il film, potesse interrompere, diciamo così, il tipo di attenzione che lui aveva messo in piedi. Quali sono le caratteristiche attraverso le quali Germi ottiene questo tipo di attenzione? Innanzitutto, sicuramente la capacità di costruire una scena in cui l'elemento fondamentale è la costruzione del volto. Germi era un grande regista di facce. Non so se avete visto il film di Tornatore L'uomo delle stelle, dove c'è Castellitto che va in giro per cercare delle facce. In realtà nella sceneggiatura originale doveva comparire Germi, poi è stato tagliato per motivi produttivi. Le facce hanno nel cinema di Germi un ruolo espressivo fondamentale. In generale tutto il cinema italiano, in qualche maniera, se prendiamo in considerazione i registi molto diversi, tipo Fellini, tipo Pasolini, hanno sempre avuto questo rapporto particolare con la superficie del corpo, no? Le facce hanno una loro espressività, no? Spesso noi abbiamo un'espressività di cui non ci rendiamo conto, gli altri ci guardano, no? Noi non sappiamo cosa esprimiamo, però esprimiamo qualcosa anche se non lo vogliamo, no? E Germi aveva questa capacità di costruire quasi come in un senso grafico. Gli piacevano per esempio i nasi impegnativi, le sopracciglia folte, i capelli spessi. Lando Buzzan, che è stato inventato da Germi, entra per la prima volta nel cinema con la sua fisionomia proprio da cartoon grazie a Germi, come vedrete. E chiunque abbia lavorato con lui diceva che passava le ore proprio nella costruzione stessa delle facce. Amava moltissimo per esempio i disegni neri di Goya. Spesso io a un certo punto con Carlo Verdone abbiamo fatto una retrospettiva su Germi a Siena e c'era una mostra in cui abbiamo messo, c'era anche l'Oscar che aveva vinto. Io ho avuto l'Oscar di Germi a casa per 1 mese e mezzo, perché a un certo punto mi serviva per un documentario e mi è stato prestato. E abbiamo fatto vedere come alcune inquadrature, più di Sedotta e abbandonata che di Rivoluzione Italiana, coincidono perfettamente con i cosiddetti disegni neri di Goya, che hanno una caratteristica molto particolare e che deformano, no? Cioè, i rivolti di Germi hanno sempre qualcosa che è al limite della deformazione, c'è sempre un'estenuazione e c'è sempre anche una valenza grafica, un contrasto anche nei volti. Questo era il motivo, diciamo, il primo indice, il primo centro, il primo fuoco dell'attenzione su cui Germi riesce a catturare la nostra attenzione. L'altra caratteristica attraverso cui Germi ci tiene in qualche maniera legati a ciò che racconta è sicuramente il ritmo. Aveva un'ossessione ritmica particolare. È molto frequente che all'interno del cinema di Germi ci troviamo all'interno di un'inquadratura che in qualche maniera sta un passo avanti alla nostra attenzione. L'idea che succeda qualcosa che è, diciamo, una conseguenza più lontana di quello che noi ci aspettiamo.
Il suo montatore di riferimento, che sta anche in questo film, Roberto Cinquini, diceva per l'appunto che Germi era molto attento, ossessionato dal montaggio stesso. Un'altra caratteristica naturalmente è l'attenzione allo stile fotografico che vi dicevo prima. Il direttore della fotografia di Forza Italiana è Leonida Barboni. Leonida Barboni aveva fatto insieme a lui il centro sperimentale. Insieme avevano visto in continuazione soprattutto classici russi e sovietici e film americani. E questo un po' si nota, nel senso che per certi versi queste lande desolate, questi deserti, che poi ritroveremo anche in Brigante di Tacca del Lupo, somigliano moltissimo a una certa sensibilità dei paesaggi tipica di John Ford. Questo uso delle facce invece è tipico del formalismo sovietico, di un certo tipo di Eisenstein. La cosa singolare è che il fratello di Leonida Barboni era Enzo Barboni, che diventerà famoso come A.G. Klucher, cioè il regista di Trinità. Io l'ho intervistato perché appunto, siccome era il mio regista preferito, ho intervistato tutti coloro viventi che avevano avuto a che fare qualcosa con Germi, ed è lui che mi ha raccontato per l'appunto che lui e il fratello diciamo, avevano passato molto tempo insieme a vedere questi film, e mi ha consentito anche di tracciare anche un po', diciamo così, la genealogia di alcune forme. Ci sono alcune inquadrature del Cammino della Speranza, che è uno dei suoi film neorealisti più famosi, che hanno un debito diretto proprio con Eisenstein. Pensate, A.B. Klucher ha iniziato facendo l'operatore con Kubrick su Spartacus, e lui stesso mi ha raccontato che talvolta era lo stesso Germi che andava in macchina con Leonida Barboni. Insomma, il film che vedrete adesso è il film di una persona che in qualche maniera aveva imparato a fare del cinema all'antica. Una volta un regista doveva saper fare tutto, fondamentalmente, no? Se leggete alcuni libri, interviste a Orson Welles, spesso capita che lui diceva: facevo io le scenografie, le dipingevo. Cioè c'è anche un piacere che dice molto del cinema, anche se oggi la parte tecnologica probabilmente ha avuto la maggiore, cioè l'entrata nel digitale ha un po' sollevato, un po' eroso tutta la parte artigianale. Ma ciò che Germi amava soprattutto era passare lunghi periodi su un set e avere la capacità di mettere le mani dappertutto, avere la capacità di decidere insieme a un operatore quali erano i movimenti di macchina. Tra l'altro anche in questo film, Più in sedotta abbandonata, Germi metterà a punto un tipo di combinazione di carrello e zoom che è molto moderna, che diventerà tipica tra l'altro dello stile di Altman, un regista che non c'entra assolutamente niente con Germi, ma però per farvi capire il tipo di modernità. Quel tipo di regista probabilmente non esiste più, no? Il grande falegname, quello che mette mani dappertutto. Mette mani naturalmente nella scelta degli attori. È il primo film in cui compare Stefania Sandrelli, che diventerà uno dei volti più famosi del cinema italiano. È il film con cui Mastroianni diventa Mastroianni. Una storia a parte, credo, che vada raccontata per l'attrice che fa la moglie, Daniela Rocca, che ebbe una biografia tragica. Le cronache raccontano che si innamorò follemente di Germi. Probabilmente Germi ebbe un flirt, forse no, ma questo folle amore la fece precipitare in una situazione di malessere psichico autentico, che poi a un certo punto, non necessariamente dopo Divorzio Italiana, ma la vide ricoverata proprio in un istituto di cure psichiatriche. Pensate che compare in un documentario di Rulli e Petraglia dedicata per Matti da slegare, in cui intervistavano persone che stavano in istituti di questo tipo.
Io credo di avervi detto una montagna di cose, forse non nell'ordine giusto, però credo che il lavoro di un critico sia fondamentalmente quello di disseminare un cantiere di elementi di attenzione che consentono a coloro che vedono il film di apprezzarlo in maniera particolare. Però vorrei finire per farvi capire che tipo di personalità Germi aveva con una lettera di Germi. Peraltro è la stessa che ho letto stamattina. Questa è una storia da cinema veramente, no? Germi nel 1937 chiede di essere iscritto, di essere ammesso all'iscrizione ai corsi di regia del centro sperimentale. Il centro sperimentale nasce nel 1935, erano proprio i primi corsi. Presidente era Blasetti. Le selezioni venivano effettuate però non al centro sperimentale, ma dai GUF, che erano i gruppi universitari fascisti. Ed erano selezioni che, come sentirete adesso, non erano esattamente il massimo della precisione e della correttezza. Viene scartato, Germi viene scartato e lui ci rimane così male e pensa di aver subito un torto così forte che scrive questa lettera grazie alla quale poi Blasetti decide di riammetterlo. Quindi è grazie a questa lettera che per certi versi Germi è poi diventato Germi. Spettabile segreteria Centro Sperimentale di Cinematografia. Il sottoscritto Germi Pietro ha presentato al GUF di Genova i documenti per il concorso di codesto centro, branca registi, ed è stato scartato dalla commissione incaricata dalla prima selezione con la seguente motivazione. Il signor Germi Pietro si è occupato seriamente, per quanto era nelle sue possibilità, di problemi cinematografici. È però deficientissimo di nozioni pratiche, non è impiegato e pare dotato di scarsi mezzi. Spera di trovare lavoro a Roma e conta su una borsa di studio. La Commissione ritiene di doverlo scartare anche in considerazione del fatto che il titolo di studio è insufficiente. Non vorrei che si confondesse il mio stato d'animo col volgare rancore del candidato fallito contro la Commissione che lo ha bocciato. Io non posso ritenermi un bocciato perché non sono stato sottoposto ad alcun esame. Non chiedo a nessuno di credermi sulla parola. Accludo a prova della verità di ciò che affermo le ammissioni di uno dei membri della Commissione stessa. Sono stato intrattenuto dalla Commissione per 3 o 4 minuti con vaghe domande su argomenti inessenziali, senza che mi sia stata offerta in alcun modo la possibilità di spiegarmi chiaramente sulle questioni più importanti che mi riguardavano. E quel che è peggio, le mie scarse dichiarazioni sono state radicalmente travisate, non so se per poca chiarezza da parte mia o per trascuratezza da parte della Commissione. E tuttavia il mio era un caso un po' complicato ed eccezionale che avrebbe richiesto ponderatezza da parte della Commissione. Taglio all'interno. Eccomi al punto essenziale. È scritto nel verbale essere io deficientissimo di nozioni pratiche, intendendo con ciò tecnica fotografica, meccanica ed organizzativa. È esatto. Ciò che io ho studiato soprattutto è la tecnica espressiva, grammatica del linguaggio cinematografico e ciò facendo, a parte le difficoltà pratiche per me di venire a contatto con quegli altri aspetti della materia cinematografica, io ero certo di fare la cosa più conveniente. Risultato di tali miei studi sono 2 sceneggiature tecnicamente elaborate che io credevo fossero il documento più probativo e significante che un aspirante regista potesse presentare, poiché per l'appunto è nella sceneggiatura che trova la sua applicazione quella che io chiamo tecnica espressiva. Queste sceneggiature sono state da me preparate espressamente per il concorso del centro e, qualunque sia il loro valore, mi sono costate mesi e mesi di lavoro. Si comprenderà quindi la mia sorpresa nel constatare che non si concedeva ad esse la minima attenzione, mentre il massimo interessamento sarebbe stato concesso a dei lavori fotografici. Non si creda che io voglia svalutare l'importanza della fotografia, intendo dire soltanto che se i miei studi sulla cosa cinematografica non hanno condotto a delle conclusioni errate, la fotografia non è che la materia prima di cui il regista si serve per esprimere, secondo i principi della tecnica espressiva, il proprio mondo poetico, se ne ha uno. Evidentemente la commissione che ha ritenuto inutile vagliare le mie possibilità di tecnica espressiva, scartandomi senz'altro, ha tutt'altra concezione della cosa cinematografica.
E se questa concezione è giusta e quindi condivisa dalla Commissione di Roma, in tal caso la mia esclusione è anch'essa giusta e non mi rimane che riconoscere di aver sbagliato strada nella preparazione a questo concorso. In caso contrario, chiedo rispettosamente di essere ammesso agli esami di Roma, sicché io possa dimostrare ciò che valgo, se valgo qualcosa. Con rinnovato rispetto, Pietro Germi. Germi aveva 23 anni allora, era stato scartato e grazie a questa lettera riuscì a partecipare ai corsi del centro sperimentale. E probabilmente senza questa lettera forse non saremmo qui o forse sarebbe successo qualcos'altro di diverso. Ma quello che mi sembra interessante è il modo in cui già da questa lettera si capisce che c'è un carattere, una soggettività, come posso dire, un'attenzione verso la comunicazione che spesso è proprio quel tipo di soggettività che riesce a dare la stessa capacità di comunicazione e la stessa forza, la stessa energia ai film. Grazie.